Un'altra giornata non facile per Venezia, con un occhio all'acqua alta e l'altro alle previsioni per domani, che hanno confermato per domenica mattina alle ore 8:45 un picco massimo di 140 cm. Questa mattina invece l'alta marea si è fermata a 112, ma questi sono giorni di attesa in città per il comitatone di martedì che dovrebbe dare delle risposte concrete e definitive. Noi chiederemo che la città sia partecipe, sia tenuta aggiornata di tutta quanta la tempistica del progetto del MOSE, perché è questo che dobbiamo fare. E per cui intanto facciamo una grande operazione verità, diciamo esattamente come sono le cose, devono dircelo, ci devono informare, dopodiché teniamo sotto pressione appunto i tecnici, gli operai, il governo perché finisca l'opera, il commissario, quello che sarà. Vogliamo sapere le cose, questo dirò. E proprio sul tema del MOSE va registrata anche la posizione dell'Ordine degli Ingegneri che mette in guardia tutti, avanzando più di qualche dubbio sul fatto che l'opera possa entrare effettivamente in funzione per la primavera 2021, come invece ha promesso a Pellestrina il premier Giuseppe Conte. Intanto, questa mattina è stato anche il giorno di inizio della consegna degli aiuti alla popolazione di Pellestrina da parte della Pro Loco dell'isola con i volontari della Croce Rossa italiana.